Lo Sport Agrigentino con le giocatrici della SEAP Dalli Cardillo Aragona hanno sostenuto ieri Orange the World del Sor Optimis Club di Agrigento. Un nastro arancione ha colorato il Palla indossato dalle giocatrici e dall'intero staff, un posto vuoto a simboleggiare chi non c'è più, e al termine la presidente Margherita Trupiano ha consegnato un omaggio floreale alle due squadre. Serata di grande emozione, la SEAP Aragona ha vinto con impegno e tenacia. Vinceremo anche noi la battaglia contro la violenza di genere, è quanto affermato dalla presidente Margherita Trupiano. Sì, è stata un'occasione veramente straordinaria per il Sor Optimist, perché abbiamo parlato ad un segmento nuovo nell'ambito del nostro Orange the World. Lo sport ha dato voce ai nostri 16 giorni d'attivismo. Noi ringraziamo la SEAP Delli Cardillo Aragona Pallavolo per avere accolto il nostro invito a aderire al nostro Orange. Siamo anche molto contente perché abbiamo vinto. Siamo ancora a metà strada, abbiamo portato Orange the World proprio fuori da Agrigento. Questa è stata una novità assoluta, abbiamo raccolto l'adesione di tantissimi sindaci, per cui il Sor Optimist entra con questa voce che si leva contro la violenza sulle donne anche fuori dai normali canali, ma anche le scuole hanno dato grande adesione alle nostre iniziative. Insomma, non abbiamo ancora finito, chiuderemo il 10.